Il 15 e 16 maggio anche i montagnanesi andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I candidati Loredana Borghesan, Roberta Di Salvatore ed Alessandro Guccioni hanno risposto a 5 domande relative alle problematiche della città murata. Da sempre Montagnana ha una vocazione turistica che però rimane ancora inespressa a differenza delle cittadine storiche europee, ad esempio Rothenburg o Carcassonne. E quali sono i vostri progetti per rilanciare definitivamente il settore turistico? Montagnana ha sicuramente una vocazione turistica, dobbiamo assolutamente farla diventare uno dei nostri momenti più importanti di sviluppo. Attraverso che cosa? Sicuramente individuando delle aree di parcheggio dove possano sostare i nostri visitatori, rendendola accogliente con dei momenti di arredo urbano che ci mancano veramente, trovando l'accoglienza anche da parte dei nostri residenti, dai nostri commercianti che sicuramente sono qua in attesa e coscienziosi che la loro ricchezza arriva anche dal turismo. Abbiamo proposte enogastronomiche per fare il nostro turismo, ragion per cui collegare quello che è storico, culturale, rurale, prodotti, ripeto, il nostro melone, il nostro prosciutto crudo, credo che abbiamo un pacchetto veramente importante da offrire al nostro turista, dobbiamo sicuramente promozionarlo attraverso agenzie turistiche all'estero e con un ampio raggio di promozione. Ma credo che bisognerà sicuramente creare eventi e manifestazioni di qualità. Bisogna che noi troviamo e cerchiamo di spingere appunto a Montagnana degli eventi importanti e soprattutto però dobbiamo puntare poi a far sì che questi eventi, che questi pacchetti turistici vengano fatti conoscere sia a livello nazionale ed internazionale. Quindi credo sia importante cercare una politica di marketing del territorio di Montagnana e degli eventi che qui si dovranno organizzare che consenta di cominciare a far conoscere Montagnana a livello nazionale e internazionale, perché purtroppo ci rendiamo sempre conto che Montagnana anche nel Veneto stesso il più delle volte non è conosciuta. Quindi ripeto, eventi importanti, manifestazioni importanti, ma soprattutto promuoverle a livello nazionale ed internazionale, creare dei circuiti, trovare dei circuiti di marketing che possano far conoscere veramente Montagnana e gli eventi che qui si devono andare ad organizzare. Ecco, effettivamente questi citati sono dei grandi esempi, ma ne abbiamo molti anche in Italia. Montagnana è rimasta ferma dal punto di vista della promozione turistica, della valorizzazione di quello che in realtà ha. Quindi imposteremo il nostro programma innanzitutto sulla promozione su vasta scala della città con tutte le sue ricchezze culturali e artistiche e promuoveremo sicuramente un percorso in cui si intrecciano diverse attività produttive e attività anche giovanili che permettano di offrire al turista più alternative per poter soggiornare il più possibile in città. Quindi questo costituirebbe anche un arricchimento un po' per tutte le fasce produttive della città e sicuramente rivalorizzare i prodotti enogastronomici, quindi con l'organizzazione di percorsi turistici ad hoc, attività costanti nella piazza nei giorni festivi che diano anche un'alternativa oltre alla visita dei monumenti storici della città e sicuramente dare spazio anche ai giovani per poter produrre iniziative. La rivalorizzazione anche del centro storico con negozi magari di artigianato, di prodotti tipici porterebbe sicuramente anche ad innalzare il valore di quelli che sono dei prodotti che molto probabilmente passano inosservati. Tutto ciò costituisce una grossa ricchezza, ecco, per la città.